volete far ammalare tutti. Siete degli irresponsabili, dei cretini, degli emeriti cretini. In questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, se ne devi andare a casa adesso, non voglio nessuno. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare a casa, non potete stare qua, andiamo. Non mi guardate, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me, di crepature. Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e tutte belle depilate, unghie tutto a posto, però morirete. Perché da casa non deve uscire nessuno, e a Messina non esce nessuno perché c'è un'ordinanza, e quindi guai chi esce da casa. Ora tutti i podisti sono diventati, Adelia, tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostere carne, a fare barbecue. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.